Buongiorno, ben trovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i collegamenti, vi porteremo in tutto il nord-est, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto e non possiamo non iniziare da tutti gli aggiornamenti, da tutte le novità sul fronte dell'inchiesta della strage del bus di Mestre, la tragedia che 2 anni fa costò la vita a 22 persone, 14 i soggetti invece che rimasero feriti. Ci sono 7 dirigenti del Comune di Venezia indagati formalmente per questa strage. Nell'atto della Procura della Repubblica però non figura il nome dell'amministratore delegato della società La Linea, che è proprietaria dell'autobus, ma facciamo il punto nel servizio di Filippo Fois. Dovranno rispondere a vario titolo dei reati di crollo colposo, omicidio e lesioni colpose anche stradali. Dopo più di 2 anni, la Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Quella drammatica notte si verificò uno dei disastri stradali più gravi nella storia di Venezia. Nell'incidente morirono 22 persone, tutti turisti stranieri in vacanza e un italiano, l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Altri 14 passeggeri rimasero feriti. Gli indagati, saliti da 4 a 7, sono come detto dirigenti del Comune di Venezia, mentre non figura nell'atto della Procura il nome di Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea, proprietaria dell'autobus, la cui posizione potrebbe essere stata stralciata in vista della possibile archiviazione. Ai dirigenti comunali si contesta negligenza, imprudenza e imperizia per non aver programmato, promosso, attivato costanti controlli sullo stato del cavalcavia. Secondo i PM, in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti, gli indagati non avrebbero monitorato adeguatamente il cavalcavia e disposto appropriati interventi almeno di manutenzione. Data la presenza di un varco nella barriera stradale e lo stato complessivo di deterioramento della stessa, avrebbero quindi contribuito a mantenere una situazione di pericolo strutturale. La Procura ha ricostruito che l'autobus andò a sbattere sul guardrail posto alla destra della carreggiata per un tratto di circa 50 metri, fino a quando, trovando un varco di circa 2 metri e 40 centimetri sul guardrail, sviava verso destra rompendo il guardrail stesso. Questo a causa dell'interruzione della barriera e della mancanza di sistemi di contenimento, provocava così la caduta del mezzo dal cavalcavia. I dirigenti del Comune di Venezia rivendicano invece la correttezza del proprio operato e la propria totale estraneità ai fatti e agli addebiti. Esprimendo meraviglia, i loro avvocati scrivono in una nota: la Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti comunali, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Stupisce, aggiungono i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata nonostante i chiari esiti a cui sono giunti gli accertamenti. Vi mostro questa foto dal sito QDP News. Auto si ribalta sulla rampa del garage, donna ferita. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle 10 in via Bordignon, siamo in comune di Pederobba, dove un'auto è finita capovolta sulla rampa di accesso a un'autorimessa privata. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna ha estratto la conducente dall'abitacolo affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118. La donna è stata poi trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi. Noi ritorniamo alla cronaca giudiziaria, andiamo a Padova perché continuano le indagini su un medico dell'ospedale cittadino che ha accusato di abusi sessuali da parte di 3 pazienti. Si è fatta avanti anche una 4ª vittima. Si allunga la lista delle presunte vittime di abusi sessuali da parte di un medico del reparto di infettivologia dell'ospedale di Padova che è indagato per violenza sessuale continuata e aggravata. Il professionista era stato sospeso dopo la 3ª denuncia nei suoi confronti. Ora si sarebbe fatta avanti anche una 4ª persona. Si tratta di un medico specializzando all'epoca dei fatti che si è rivolto alla procura di Padova dopo aver saputo dell'indagine sul professionista. Ha raccontato che anche nei suoi confronti l'infettivologo aveva allungato le mani in modo esplicito in un momento in cui i due, per questioni
questioni di lavoro erano rimasti da soli. Il suo racconto combacia in molti aspetti con quello di altri 3 uomini che per primi avevano denunciato gli abusi. La quarta vittima verrà dunque ascoltata dai carabinieri del NAS e dal pubblico ministero titolare delle indagini. Le prime 2 denunce risalgono al 2023 ma erano state archiviate, poi dopo la terza denuncia l'indagine era stata riaperta portando alla sospensione del medico. Le prime 3 vittime erano pazienti toccati nelle parti intime durante le visite, manovre non previste dalla tipologia di controllo che il medico stava effettuando. Da Padova a Treviso, nuova udienza in tribunale a carico di un pakistano 22enne accusato di pedopornografia minorile. Le vittime sono 2 tredicenni trevigiane. In aula a parlare è stata la mamma di una delle vittime. Le parole terribili della bambina, 13 anni, terrorizzata dal 22enne pakistano. Mia figlia è venuta a svegliarmi, faceva fatica a respirare. Mamma, ti prego, fermalo. Il giorno dopo la donna si è recata dalle forze dell'ordine per presentare la denuncia. Le 2 piccole vittime sono entrambi residenti nel Monte Bellunese, agganciate dal giovane straniero tramite la piattaforma Instagram, corteggiate e poi convinte a inviargli foto e video osè, fino a quando le ragazzine hanno detto basta. A quel punto sono scattate le minacce: se non invii altri video e foto metto tutto online e chiunque potrà vederti. I fatti erano avvenuti tra giugno e l'agosto del 2020. Il 22enne residente in Toscana era scomparso subito dopo l'apertura del processo. Altra vicenda sconvolgente, andiamo a Trieste, dove è stata pronunciata la sentenza di condanna nei confronti della 39enne tunisino accusato di aver violentato una ragazza di appena 17 anni in Portovecchio nell'aprile scorso. Il fatto aveva suscitato clamore in tutta la penisola. Non solo aveva violentato la 17enne, ma aveva anche aggredito il padre giunto in soccorso della figlia. 5 anni e 6 mesi di reclusione, questa è la condanna. È stato imposto anche il risarcimento del danno. Condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali. È la sentenza in rito abbreviato pronunciata al Tribunale di Trieste dal giudice per l'udienza preliminare Flavia Mangiante nei confronti di Driss Feriani, 39enne tunisino, che nell'aprile del 2025 in Portovecchio aveva aggredito una ragazza di 17 anni e il padre arrivato in soccorso della figlia. La decisione del giudice è arrivata dopo 20 minuti di camera di consiglio. L'accusato, che sconta la pena al carcere di Gorizia, era presente in aula assieme al proprio avvocato Alberto Tofful. A rappresentare la giovane e il padre gli avvocati Giovanna De Manzano ed Emanuele Izzotti, pubblico ministero Ilaria Iozzi. I fatti risalgono al 4 aprile, erano le 13:30 quando la 17enne stava attraversando un tratto della bretella del Portovecchio che collega la stazione alle rive. In un punto poco distante dal Molo IV e dalla capitaneria di porto, la giovane donna era stata sorpresa dal 39enne tunisino che l'aveva spinta contro una recinzione e palpeggiata ripetutamente al seno. La 17enne aveva tentato di divincolarsi, ma l'uomo la teneva ferma colpendola ripetutamente. In qualche modo la malcapitata era riuscita a sottrarsi alla stretta dell'aggressore e mentre scappava aveva chiamato il padre. Questi, giunto sul posto, era stato a sua volta aggredito dal 39enne, ferendosi alla testa e a un arto. Per il padre della giovane, trauma cranico e perdita di coscienza, oltre a una lesione al mignolo della mano destra. L'uomo era stato ricoverato. Il blitz immediatamente successivo della squadra mobile aveva portato all'arresto in flagranza del cittadino straniero. Insieme alla sentenza di condanna, il giudice ha imposto anche un risarcimento del danno di 8.000 euro per la 17enne aggredita e 2.000 euro a favore del padre. È un vero e proprio giallo quello di Torri di Quartesolo. Restano aperte infatti tutte le ipotesi sulla donna ritrovata agonizzante all'alba di giovedì nel condominio della propria abitazione. La donna si trova ricoverata al San Bortolo in condizioni disperate. Continuano le indagini a tutto campo, non si esclude né l'azione violenta né il tragico incidente. Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni in rianimazione al San Bortolo, che è stata trovata riversa nel cortile di un condominio a Torri di Quartesolo in una pozza di sangue con un importante trauma cranico. Vicenda che resta ancora tutta da chiarire, al vaglio degli investigatori, scientifica e uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio l'area condominiale cercando elementi utili alla ricostruzione dei fatti, anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza privata, raccogliendo tracce e testimonianze di chi abita in zona. Nulla, ho sentito nulla. L'ho saputo io ai 10 che stavo andando al lavoro, ho visto che c'erano qua i poliziotti e
non so altro. A dare l'allarme il compagno della donna. Arrivati sul posto i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e immediatamente ricoverata in condizioni disperate. Il procuratore capo Lino Giorgio Bruno conferma la massima cautela. Al momento nessuna pista è esclusa. Intanto anche il primo cittadino auspica si faccia luce sulla vicenda. E questi sono momenti in cui non bisogna attaccarsi al particolare, ma aspettare davvero che la verità venga fuori. Controlli antidroga in zona Arcella a Padova, la polizia arresta uno spacciatore pluripregiudicato, aveva la droga nascosta nelle mutande. Fermato durante un controllo antidroga in zona Arcella, un 22enne del Burkina Faso nascondeva lo stupefacente nelle mutande. La scorsa notte lo straniero stava camminando in via Avanzo quando è stato intercettato da una pattuglia delle volanti impegnate nei controlli sul territorio. Il giovane senza documenti è stato portato in questura perché risultava avere numerosi precedenti per spaccio. Nel 2023, la scorsa primavera, era stato anche arrestato. Durante il trasporto in volante, gli agenti insospettiti dal forte odore di hashish hanno deciso di perquisire il giovane e una volta arrivati in questura durante il controllo personale hanno rinvenuto nascosto negli slip del giovane un involucro con 15 grammi di sostanza stupefacente e circa 700 euro in contanti. Il 22enne è stato arrestato. Ritorniamo nella Marca per un alert persona scomparsa. Si tratta di un giovanissimo che è uscito di casa ed è sparito. Sono ore di apprensione a Spresiano per la scomparsa improvvisa di un 21enne di cui non si hanno tracce dalla mattinata del 4 dicembre. Si tratta di Nicola Carai. La scomparsa del giovane è stata segnalata dalla famiglia alla stazione dei Carabinieri di Spresiano. È alto circa 1,83 m, corporatura esile, ha capelli corti scuri, occhi verdi e barba corta. Al momento dell'allontanamento il 21enne indossava pantaloni della tuta blu, felpa scura, bomber bianco e scarpe nere. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. La prefettura in queste ore ha diramato le ricerche e attivato il protocollo per le persone scomparse. Ripeto, si tratta di un 21enne scomparso da Spresiano, il suo nome è Nicola Carai. Adesso sempre per la cronaca andiamo a Thiene, vi documentiamo un incendio. Paura e danni a Thiene, dove si è verificato un incendio in un appartamento su 2 piani in via Igna. Le fiamme sono divampate alle 22 per cause ancora da stabilire e hanno interessato l'alloggio nel quale vive una giovane coppia. I residenti si sono allontanati prima che la situazione si facesse pericolosa e le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, impegnati con 17 operatori e 6 mezzi di Schio, Thiene e Vicenza. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse alle altre abitazioni. Apriamo adesso quella che è diventata una pagina, ahimè, noi quotidiana, quella dei furti. Non c'è pace in tutto il nord-est, non c'è pace nella Marca trevigiana. Il nostro racconto parte da Villorba, via Montello che è stata razziata dai ladri, una decina i furti tra tentati e commessi. Nel mirino sono finite anche 2 abitazioni di 2 noti professionisti che parlano ai nostri microfoni. Per fortuna che non ci siamo trovati davanti, perché può capitare di tutto quando ti incontri un ladro che sta all'interno della tua casa. Quindi prevale anche un po' il sollievo. Certo. Alla fine hanno fatto un disastro, hanno portato via un po' di roba, ma stiamo bene, quindi questa è la fortuna. Hanno agito indisturbati i ladri entrati in azione nel pomeriggio nella proprietà del noto architetto Tiziano Zanata, un grande parco nel quale ci sono 3 abitazioni. Siamo su una collaterale di via Montello a Villorba, al confine con la frazione di Venturali. A essere presa di mira è stata la villetta della figlia di Zanata, adiacente a quella del padre. Io ero in casa, avevo anche degli operai per casa, per quello che mia figlia non ha attivato l'antifurto, e il cane ha abbaiato. Sono andato a vedere dov'era, chi abbaiava, ma non ho visto niente, ma probabilmente in quel momento lì i ladri hanno visto me, quindi sono usciti, sono scappati.
Un'azione... 10 minuti dopo, quando è tornata mia nipote da nuoto, ha trovato la finestra aperta, mi ha chiamato di nuovo e sono andato a vedere. La casa è sottosopra, all'appello mancano alcuni gioielli e monili, copione simile a quello che si ripete poco distante nell'abitazione di un altro volto noto, il legale Mauro Zanatta. Qui i ladri sono entrati dalla finestra del bagno dopo averla scassinata con un piede di porco. Ieri non c'erano le auto, per cui probabilmente hanno pensato che eravamo via tutti. In realtà c'era mia mamma che abita qui accanto e fortunatamente, dico io, non li ha visti, non è uscita e avrebbe preso paura probabilmente. La donna ottantenne stava stirando e in questo caso i ladri se ne sono andati a mani vuote, colpendo poi in altre abitazioni. Difficile tenerne conto. Ieri sera sono usciti i carabinieri e mi hanno detto che nella stessa giornata di ieri ci sono stati altri furti. Poi altre persone che conosco qui in zona mi hanno riferito che ci sono stati furti proprio in questa via. Ma è uno stillicidio in tutta la Marca. A Olmi di San Biagio di Callalta, visitata la casa di un'anziana con la segnalazione nel vicino parco di uomini incappucciati, 3 in azione, un quarto che stava facendo da palo. A Oderzo finisce sui social il faccia a faccia di un residente. Non so se li vedete, ma quelli sono i ladri con le pile in mezzo al campo. Bene. A Fara di Soligo il sindaco Mattia Perencin corre ai ripari con un vademecum. Troppi gli episodi anche nel quartier del Piave, compresi Pieve e Sernaglia. I consigli sono quelli di sempre: illuminare le case, collaborare con il 112. Per il resto la speranza di tutti è soltanto una: che vengano presi ma messi dentro per un bel po', non per 5 giorni o per 2 giorni. Sarebbe il minimo, diciamo. Sì, siamo al minimo. E poi ho sentito che ci sono diverse case, ieri sera sono passati su una decina di case qua della borgata, e quindi no, e 10 giorni fa sono passati a Povegliano, quindi questi qua hanno base qua vicino e vanno tutte le sere, vanno fuori a divertirsi. Ed è ovvio che in azione ci siano più bande di predoni in tutta la Marca trevigiana, per questo la caccia è aperta, soprattutto nei confronti del comando che ha colpito a Castagnole 2 notti fa, una notte di follia di cui vi abbiamo dato ampiamente conto. Ci sono degli aggiornamenti importanti perché sono stati sequestrati i mezzi usati per la spaccata. Non solo, si valuta l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, perché come ricorderete uno dei mezzi risultati rubati alla fine si è scontrato con un treno passeggeri, fortunatamente vuoto alle 5:30 del mattino. Ma facciamo il punto proprio con il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo. Il fatto, per le modalità con cui è stato consumato, ha destato certamente un allarme non trascurabile. L'impegno dell'Arma, certo, dal punto di vista investigativo, diretta alla Procura della Repubblica di Treviso, e certamente stiamo impiegando le migliori risorse per cercare di ricostruire la dinamica e cercare di individuare gli autori. Niente sarà lasciato al caso, assicura il comandante provinciale dei Carabinieri, nelle ore in cui si fanno serratissime le indagini sulla notte di follia vissuta in Feltrina, la spaccata al negozio di profumi del centro Aliper di Castagnole, perpetrata con mezzi rubati alla vicina azienda edile Martini, mezzi usati sia per bloccare la strada al momento del colpo, sia per la fuga, culminata con lo scontro alle 5:30 del mattino tra un daily abbandonato e un treno regionale fortunatamente senza passeggeri a bordo. Poco distante dalle rotaie sulla strada sterrata anche un pesante ramo, forse tagliato appositamente dalla banda. Almeno 7-8 gli uomini entrati in azione che potrebbero essere indagati, come filtra dalla procura, non solo per furto aggravato ma anche per l'ipotesi specifica di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il furgoncino travolto dal treno, peraltro come vi avevamo riferito, sembra fosse stato ancorato con delle corde, anch'esse rubate ai binari. Su questo però stiamo facendo ancora ulteriori approfondimenti che sono con l'autorità giudiziaria per specificare meglio le motivazioni. Quel tratto ferroviario fra l'altro fino al giorno prima era chiuso, ci sono ancora degli approfondimenti.
Quello che è certo è che i mezzi usati per il colpo, 2 camion, il Daily distrutto sui binari e il Fiorino diventato ariete nella spaccata, sono sotto sequestro e che accurati esami dattiloscopici sono in corso, così come si scandagliano i sistemi della videosorveglianza di tutta l'area. Viviamo in una provincia dove ci sono tante risorse che vengono messe a disposizione che aiutano certamente l'operato delle forze di polizia anche dal punto di vista investigativo e repressivo. Il momento è delicato, lo stesso Ribaudo scatta una fotografia precisa citando l'assalto in villa a Chiarano in pieno giorno e con un 19enne in casa, l'allarme alle 10.33, l'arrivo delle pattuglie alle 10.39 con relativo concitato inseguimento. Sicuramente ci sono più bande, l'abbiamo affrontato tante volte questo argomento, i mesi di novembre e dicembre sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei fenomeni predatori, lo sono sul territorio della provincia, lo sono sull'intero territorio nazionale, soprattutto nel nord del paese. L'intervento di ieri a Chiarano è la dimostrazione di un presidio che cerca di fare un intervento immediato, siamo intervenuti in pochissimi secondi alla chiamata e comunque abbiamo evitato che il reato fosse protratto a ulteriori conseguenze. Insomma, si è evitato il peggio, dice il colonnello, che si rivolge anche alla cittadinanza sul tema sempre infuocato della certezza della pena. Non manchiamo occasione per assicurare alle persone che le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale sono certe e arrivano sempre e quindi nulla è vano dell'operato né delle forze di polizia né tantomeno dei tanti cittadini che collaborano con noi nel consentirci un'azione di prevenzione e repressione più adeguata ed efficiente. Un invito che facciamo in ogni circostanza, chiamare i numeri di pronta emergenza nella speranza di poter sempre offrire il servizio più immediato e tempestivo possibile. E per Natale siete mobilitati? Assolutamente, siamo tutti mobilitati per questo motivo. Queste le rassicurazioni del comandante provinciale dei Carabinieri Massimo Ribaudo. Torneremo a occuparci di furti, di rapine, di reati predatori fra pochissimo. Prima però andiamo a Lusiana Conco dalla nostra Vanessa Banzato che si trova a Lusiana Conco con Alessandro Costacurta per ritornare su un fatto che aveva sconvolto l'intero altopiano, non solo l'altopiano, la morte di Stefano Angonese a 13 anni, quel ragazzino morto travolto da un'auto pirata. L'altopiano non dimentica, ma ci racconta tutto Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Cristian e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. L'altopiano non dimentica, la comunità non dimentica assolutamente Stefano Angonese e proprio domani ci sarà una grande cerimonia, una cerimonia della tradizione buddista che nei 100 giorni dalla scomparsa di Stefano vuole appunto riunirsi per pregare e far sì che lo spirito di questo tredicenne, di questo ragazzino, possa raggiungere il suo paradiso. Con me il fratello di Stefano, Samuele Angonese, che abbiamo incontrato in tante occasioni, a cominciare proprio dal giorno dopo quel terribile 7 settembre, quando, come hai appunto ricordato anche tu, quell'auto pirata travolse e uccise il piccolo Stefano. Il dolore è ancora tanto, ma c'è anche tanta voglia di ricordare soprattutto tutte le cose belle che ricordano Stefano, e domani sarà proprio l'occasione per ricordare con gioia tuo fratello. Esatto, perché anche nella tradizione buddista tendiamo di dare anche un significato diverso alla morte, non solo di dolore ma anche di un ricordo per Stefano, che è stato qui in vita con tutte le sue esperienze che abbiamo passato, le sue passioni, i suoi hobby e tutti i suoi sogni e desideri. Domani nello specifico come sarà strutturato tutto? Domani sarà strutturato che ci sarà un momento di preghiera con i monaci buddista del Tempio di Treviso, dopodiché finita la preghiera apriremo un buffet che prevederà tutti i cibi della Thailandia, i piatti thailandesi, per ricordare anche la sua parte thailandese oltre a quella italiana. E sarà proprio un modo, si diceva, per accompagnare il suo spirito con la preghiera di tutte le persone che saranno presenti qui, perché adesso Cristian, stai vedendo, stanno allestendo questa stanza, perché domani si trasformerà in un tempio, un vero e proprio tempio buddista, ma soprattutto sarà un tempio della comunità. Esatto, perché nella tradizione buddista questi 100 giorni servono per indicare la strada a Stefano per trovare il suo paradiso, e per questo noi con tutta la sua preghiera cerchiamo di elevarlo nel paradiso suo. Poi sarà un momento di festa.
in grande stile. Sì, esatto, abbiamo già preparato vari piatti, aspettiamo numerosa la gente perché abbiamo preparato molti tavoli per tutti, infatti siete tutti benvenuti, per questo aspettiamo. Se Stefano fosse qui avrebbe lanciato qualche petardo per annunciare la sua presenza o sarebbe venuto con tutti i suoi amici in bicicletta conoscendolo, certo, con la sua passione. La comunità che non dimentica questo ragazzo, anche è stato dimostrato questo proprio con la vicinanza che hanno sempre dato a voi. Esatto, infatti vorrei ringraziare tutta la comunità perché senza essa non avremmo potuto fare questa festa per ricordare Stefano, questa cerimonia, e per questo, se volete, a tutta la comunità di Lusiana Conco siete benvenuti. Ecco, il sorriso di Stefano che si vede in quella foto è proprio il segno della bellezza di questo ragazzo che vuole restare per sempre. Esatto, noi abbiamo fatto questa foto che era vicino a casa di sua cugina e abbiamo fatto questo scatto come ricordo del nostro Stefano. Insomma, Christian, sarà davvero un momento speciale domani, un momento di grande condivisione nel dolore della perdita di questo ragazzino a soli 13 anni. Però si vuole ricordare tutta la bellezza di questa giovane vita. Per il momento da Tortima di Lusiana Conco è tutto, ti ricedo la linea, Christian. Grazie Vanessa, a te Alessandro Costacurta e a questo fratello coraggioso, a Samuele. Possiamo mandare davvero un abbraccio a questa famiglia e all'intera comunità di Lusiana Conco. Noi ritorniamo sui reati predatori, vi dicevo, vi stiamo raccontando di un nord-est, di un Veneto senza pace. Prima siamo stati a Villorba, a Castagnole, nella Marca trevigiana, adesso ritorniamo nel padovano perché dopo il supermercato Ali di Padova, nel mirino dei ladri, il Prix di Piombino Dese, doppia rapina armata nell'arco di pochi giorni. Si tratta della seconda rapina ai danni di un supermercato in pochi giorni. Dopo quella avvenuta alla lì di via Tre Garofani, nel quartiere di Madonna Pellegrina a Padova, dove un bandito aveva puntato il coltello contro un dipendente per farsi consegnare l'incasso, anche il Prix di via Pacinotti a Piombino Dese è finito nel mirino dei ladri. Due malviventi, armati di punteruole e quella che si presume fosse una pistola a scacciacani, hanno minacciato una cassiera costringendola a consegnargli l'incasso della giornata. Il bottino intascato, prima della fuga in auto, è ancora in fase di quantificazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento della dipendente è stato grande, tanto da non presentarsi al lavoro il giorno seguente per lo shock. Le forze dell'ordine sanno benissimo chi sono queste persone, o perlomeno non personalmente non sanno chi sono, ma da dove vengono e sanno qual è il giro che fanno, nel senso che arrivano a settembre e tornano a casa con il bottino per Natale. Certo che ci vorrebbe ancora, il governo dovrebbe continuare con una stretta sicuramente sulla punibilità di questo tipo di reati. Abbiamo una rete molto fitta di varchi stradali per cui io sono molto fiducioso che quell'auto che è stata usata sicuramente ne è stato seguito il percorso, perché qui nell'Alta Padovana con la Federazione dei Comuni veramente abbiamo tantissimi varchi con le telecamere che registrano marche, modello e numeri di targa, per cui insomma da qualche parte a qualche soluzione dovremmo arrivarci. La piaga di rapine e furti anche in abitazioni si protrae ormai da mesi e i cittadini sono più che mai esasperati. Sono tipi di furto mordi e fuggi, sia come quelli anche dentro le abitazioni, sono dei topi veri e propri d'appartamento, vanno senza nessun criterio, senza nessuna organizzazione secondo me, anche all'ora di cena mentre la gente è seduta in tavola a cena, quindi non hanno paura di niente. Sempre nel Padovano, fermato nel parcheggio della Media World di Padova, mentre cerca di forzare le auto in sosta, 63enne denunciato grazie alla segnalazione di una cittadina.
È stato colto in flagrante mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nel parcheggio esterno della Media World di Padova. Grazie alla segnalazione di una cittadina al 112, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Padova sono intervenuti tempestivamente, bloccando l'uomo. Ad essere incastrato un 63enne di origine nordafricana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Durante la perquisizione è stato trovato infatti con una pinza tronchese, forbici e una tenaglia nascosti nello zaino, tutto materiale sequestrato dai militari. L'uomo dovrà ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria. Sempre in provincia di Padova, controlli potenziati nei 10 comuni della federazione della Campo Sampierese. Gli agenti della polizia locale hanno pattugliato il territorio nelle ore pomeridiane e scoperto un nuovo bivacco nell'area dello scalo merci, questo nei pressi della stazione ferroviaria di Campo Sampiero. Tra le 17 e le 20 è in questa fascia oraria che sono stati potenziati i controlli della polizia locale nei 10 comuni della federazione del Campo Sampierese, colpiti in questi giorni da una serie di furti. Nell'ambito di questi, nell'area dell'ex scavo merci della stazione ferroviaria di Campo Sampiero, è stato scoperto un nuovo bivacco, durante il quale è stato fermato un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sanzionato e nei suoi confronti è stato emesso un DASPO, una misura di allontanamento dal territorio comunale, il terzo elevato nell'ultimo mese. Controlli sono stati compiuti anche ad Arsico e Cavino di San Giorgio delle Pertiche, dove è stato controllato un furgone con targa rumena, risultato regolare, per poi spostarsi a Villa del Conte. Controlli potenziati nelle fasce pomeridiane per tutto il mese di dicembre, precisa il comandante della federazione Antonio Paolocci. Furti, ancora furti, il copione non cambia anche nel Vicentino, la zona di Monteberico è bersagliata, non ci sono altre parole, con i residenti che lanciano una petizione per potenziare il sistema di videosorveglianza. Chiediamo l'installazione di telecamere di videosorveglianza, dei targa system, dei portali targa system, perché la zona è completamente sguarnita. A prescindere, ripeto, dall'illuminazione che è scarsa, serve un deterrente importante per evitare che queste bande criminali continuino imperterriti nelle loro azioni. È la richiesta dei residenti della zona di Monteberico, di fatto sotto assedio continuo dai ladri. Una decina di furti e tentati furti negli ultimi 15 giorni. Per questo i cittadini tornano a chiedere strumenti efficaci per difendersi dai veri e propri professionisti del settore. Abbiamo fatto approvare all'unanimità proprio questa proposta 2 anni fa a tutto il Consiglio Comunale. Purtroppo ad oggi non sono ancora arrivate risposte dalla parte dell'amministrazione. Ultimamente la parte bassa di Viale Dante e Via Poliziano, perché Via Poliziano è una via abbastanza buia con le scalette in mezzo, quindi la utilizzano come punto per mettere giù proprio gli addetti al settore. E dai video che abbiamo visto si somigliano sempre, sono snelli, atletici, saltano i cancelli alla velocità della luce, sono veramente preparati. Per questo poter contare anche su immagini di auto e soggetti sospetti potrebbe rappresentare un efficace deterrente. Abbiamo lanciato questa petizione, questa raccolta firme, che in poche ore siamo già a oltre un centinaio di firme raccolte, proprio per sensibilizzare l'amministrazione. Oltre alla possibilità di firmare la petizione in forma cartacea, l'abbiamo lanciata anche online per comodità, basta entrare sul sito change.org, questo è il titolo della petizione da firmare e seguire le istruzioni, è molto semplice. Nel 2026 avremo il giubileo proprio qui a Monteberico, quindi serve un'attenzione maggiore, non solo comunque per residenti e cittadini, ma tutti i pellegrini che verranno da fuori a visitare il nostro santuario e comunque tutta Vicenza. Ci sono i furti e poi ci sono le truffe di ultimissima generazione, truffe che sono sempre più insidiose, come quella che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha messo alle strette anche un professionista trevigiano.
Sono oltre una sessantina le persone finite nella truffa messa in piedi da un'organizzazione che faceva leva sulle condizioni di precarietà e incertezza finanziaria, ad esempio chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna. I malviventi proponevano investimenti all'estero grazie ad aperture di società in Romania ad alto rendimento, in realtà fasulle. Arrestato un 69enne di Silea con diversi precedenti per truffa, ma nessuna condanna e titolare di alcune aziende immobiliari. L'uomo, intermediario del gruppo, è stato portato nel carcere di Santabona. I due complici sono professionisti del Ravennate agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dovranno rispondere di truffa e abusivismo finanziario in relazione ad investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati proventi illeciti per circa 1 milione di euro. Le attività investigative hanno fatto emergere come gli indagati, approfittando della fiducia che molti dei clienti riponevano nei professionisti, sono riusciti ad ottenere fraudolentemente cospicue somme di denaro. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo era richiesto sempre il versamento di una somma iniziale variabile che poteva arrivare fino a circa 40.000 euro, che veniva trasferita in violazione delle norme antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale. Addirittura alcuni clienti sono stati accompagnati in Romania per procedere ad adempimenti formali connessi alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di società romene. Logico a questo punto per i clienti attendere i risultati dei propri investimenti che però tardavano ad arrivare, ingenerando la richiesta della restituzione dei patrimoni investiti, richiesta che veniva sistematicamente posticipata accampando scuse di vario genere fino a sostenere che il rientro dei denari avrebbe subito ritardi o sarebbe stato ostacolato anche dall'intervento nel frattempo eseguito dagli investigatori. Intanto, solo nella Marca trevigiana, le truffe informatiche e i danni degli over 65 sono, pensate, quintuplicate negli ultimi 10 anni. L'allarme di Confartigianato che promuove un'azione educativa all'utilizzo del digitale nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Boom di truffe informatiche in provincia di Treviso che vede vittime gli over 65. Nel 2013 se ne contavano 116, 10 anni dopo 618, con un incremento del 41,7%, quintuplicate quindi in un decennio. L'allarme lanciato da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è un effetto collaterale dell'esplosione del digitale, soprattutto a partire dal Covid, spiega il suo presidente Armando Sartori. Inoltre segnala l'aumento progressivo della popolazione anziana. In provincia gli over 65 sono quasi 210.000, pari al 23,8% di tutti i residenti. Secondo lo studio dell'Associazione degli Artigiani sono 2.414 gli anziani vittime non solo di truffe informatiche ma anche di furti e rapine. Rispetto al periodo pre-pandemia, a livello veneto la situazione conferma l'aumento dei crimini contro la terza e quarta età, con le frodi informatiche che rappresentano la vera emergenza. Dati che hanno spinto Confartigianato, in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta entrando nella quotidianità di tutti, a dar vita ad un'azione educativa sull'utilizzo del digitale. L'artigianato, conclude Sartori, dovrà sempre più confrontarsi con l'innovazione e con i suoi rischi, compreso il cybercrime. Per questo stiamo incrementando le occasioni di informazione e formazione ai nostri imprenditori. Collaterale il tema, il fenomeno, l'emergenza del gioco d'azzardo e delle ludopatie. Si è fatto il punto a Vicenza. Il gioco online, chiaramente quello legato alle scommesse, sta prendendo piede in maniera importante. Siamo quasi al 50% del giocato in Italia, che si parlano di 157 miliardi. Ecco, i dati sono molto preoccupanti, il Veneto ancora tiene rispetto al gioco fisico, rispetto al gioco online, però il gioco è preoccupante. È dunque impressionante la cifra giocata dagli italiani, quasi 3 volte superiore alla spesa per l'istruzione e per la sanità pubblica, un fenomeno in crescita che coinvolge sempre più le giovani generazioni anche nel Vicentino. Sono in crescita e i numeri innanzitutto quelli dei soldi che vengono giocati. A Vicenza nel 2025 saranno circa
circa 250 milioni di euro. E a fronte di questo bisogna dire che ci sono anche almeno quarantina di milioni che sono persi, no? Perché si dice sempre quello che viene vinto, ma non viene mai detto quanto viene perso. Vicenza si caratterizza un po' perché da noi, rispetto alle altre province venete, c'è soprattutto ci sono le scommesse online. Le scommesse online sono molto diffuse, mentre molto meno sono ormai i giochi fisici come il bingo, non ci sono quasi più. Durante il seminario regionale Fuorigioco, oltre a evidenziare il focus sulle ludopatie, i siti illegali e le prospettive per contrastare il gioco d'azzardo, vera e propria piaga sociale, anche la presenza di testimoni d'eccezione come Daniele Orsato, ex arbitro internazionale di calcio. La mia testimonianza io non me ne intendo perché sono totalmente estraneo, io ho portato solamente il mio messaggio che io credo nella cultura della famiglia, del lavoro. I soldi servono per mantenere la famiglia e dare un futuro ai nostri figli. Tutto quello che facciamo, io parlo da genitore, tutto quello che facciamo noi genitori è solo ed esclusivamente per il futuro dei nostri figli. Non credo che ci siano scorciatoie per fare cose facili. Rimaniamo nel Vicentino per il Consiglio Comunale straordinario di questa mattina a Montecchio Precalcino, sul piatto il caso Silva, la cava dove sono stati conferiti i materiali della galleria della Pedemontana contaminati dai PFAS. Sul posto per noi Daniele Garbin e Andrea Benetti. Montecchio Precalcino si è appena concluso un consiglio comunale straordinario sulla Silva, molto coincidato come il sindaco Parisotto. Insomma, perché è stato convocato questo consiglio comunale straordinario? È stato convocato perché innanzitutto ci eravamo impegnati a passare in consiglio comunale per dare un atto di indirizzo al sindaco su cosa rispondere in sede di conferenze di servizi. E quindi, visto che la conferenza di servizi è stata convocata per martedì prossimo, sì, alle 15 del pomeriggio, abbiamo fatto questo consiglio urgente appunto per dare l'atto di indirizzo a me e da esprimere il voto in conferenza di servizi. Ecco, cos'era contestato, cosa dell'oggetto della contesa, cosa era stato richiesto? Vediamo anche la partecipazione di tanti cittadini e anche dei comitati. La grossa preoccupazione e il motivo per cui noi possiamo esprimerci anche contrariamente è la viabilità, il traffico. Altre motivazioni sono quelle che non abbiamo ancora ricevuto risposte a tutte le osservazioni presentate, che però sappiamo essere ancora in fase di studio a parte della Commissione Via, che si riunirà invece il martedì mattina. Quindi su quello presumo ci saranno le risposte nel pomeriggio. Parliamo della Silva? Parliamo sempre della Silva, comunque sarà il progetto Silva. Ecco, di questo quali sono appunto a breve le prospettive? No, le prospettive a breve non ce ne sono, perché comunque se danno il via libera alla realizzazione di questo impianto si parlerà di qualcosa che andrà avanti 2 o 3 anni minimo sicuramente. Quindi a breve non ci sarà. Per concludere a questo punto cosa succederà? Adesso aspettiamo allora il prossimo appuntamento. Adesso aspettiamo intanto martedì pomeriggio che vedremo per quanto riguarda conferenza di servizi quale sarà la decisione della conferenza intera, dove partecipano più enti, e poi da là si vedranno che passi fare. Altro fronte caldo, bollente, quello della Idro a Feltre. Ha annunciato un tavolo dopo l'incontro presso Confindustria e la mancanza di certezze sul futuro dello stabilimento feltrino e dei 150 lavoratori e lavoratrici. I sindacati FIM e FIOM di Belluno hanno richiesto un incontro in regione per cercare alternative alla decisione dell'azienda norvegese di chiudere il sito, un simbolo per Feltre e per il feltrino. In concomitanza con la ripresa del lavoro dopo una settimana di sciopero e presidio continuati è arrivata la convocazione da parte della Regione Veneto per il 16 dicembre presso la sede di Veneto Lavoro. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di Milano Cortina 2026, ci siamo, mancano 2 mesi e inizia il viaggio, un vero e proprio viaggio. Ieri a Roma la cerimonia suggestiva del braciere con l'accensione della torcia olimpica e le parole alte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Milano e Cortina, capitali dello sport, nelle prossime settimane renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti e l'intera Italia sarà accanto a loro.
Sono da poco passate le 12 quando Sergio Mattarella suggella l'inizio di un percorso che in 2 mesi porterà Milano e Cortina sotto gli occhi del mondo. Quella torcia accesa la si aspettava dal 24 giugno 2019, quando a Losanna il verdetto del Comitato Olimpico Internazionale fece esplodere la festa. 6 anni dopo, il percorso della fiamma olimpica inizia il suo viaggio che la porterà a toccare 110 province e 12.000 chilometri, passando di mano in mano ai tedofori. Partenza da Roma. In Veneto la prima tappa sarà la numero 42 a Verona il 18 gennaio, poi Vicenza, Padova, Venezia, Belluno e Cortina il 26 gennaio. Accanto al capo dello Stato, tra gli altri, la presidente del CIO Kirsty Coventry, la premier Meloni, non solo vetrina mondiale indotto economico, Mattarella celebra lo sport come messaggio globale di fratellanza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi. E più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel DNA olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile. Anzi, speriamo di più, che i 2 mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione. E dal capo dello Stato una dedica speciale alla regina delle Dolomiti. Cortina torna città olimpica dopo 70 anni. Il mondo corre velocemente da allora. Fu la prima Olimpiade invernale trasmessa dalla televisione. Immagini in bianco e nero e tuttavia, lo ricordo personalmente bene, piene di fascino, una porta sul futuro. Per la prima volta nella storia dello sport, allora fu una donna, campionessa di sci, Giuliana Minuzzo, a leggere il giuramento olimpico. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alla comunità. Insomma, ci siamo, manca poco, sappiamo anche che per i cantieri lungo l'Alemagna e non solo è una vera e propria corsa contro il tempo, insomma staremo a vedere cosa porterà questo evento che è partito comunque nel migliore dei modi. Vi do conto anche dell'apertura della versione online del Gazzettino Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con Gregorio Paltrinieri che apre la staffetta. Insomma, adesso c'è il racconto anche delle gesta atletiche, abbiamo parlato tanto di infrastrutture in questi mesi, insomma staremo a vedere che cosa accadrà da qui a febbraio. Adesso vi raccontiamo una mattinata speciale, per certi versi straordinaria, quella vissuta all'aeroporto di Venezia al reparto volo della Polizia di Stato dove è arrivato Babbo Natale. Per noi c'erano Edi Caliman e Simone Merlo. Ed è arrivato Babbo Natale all'hangar della Polizia di Stato nella sezione degli aeroportuali ed è proprio qui che i bambini hanno incontrato proprio Babbo Natale. È arrivato con l'aereo messo a disposizione proprio dalla Polizia, ha portato doni non solo per i figli dei colleghi dei poliziotti ma soprattutto per i bambini che sono nelle case famiglie. Sono tante le associazioni che hanno aderito a questo programma, a questa iniziativa e a questo progetto, in primis Save the Children ma anche tutte le associazioni delle case famiglie del territorio e delle grandi aziende che hanno messo a disposizione doni, hanno portato dolciumi, hanno portato album da colorare e ci sono i folletti che hanno animato tutta la mattinata proprio in attesa di Babbo Natale. Allora sentiamo le voci dei bambini ma soprattutto di chi questa Avevi paura di questo viaggio in aereo? Un pochino perché sai, io non sono tanto abituato a fare
i viaggi in aereo con le renne me la cavo molto bene, ma comunque dai, è andata più che bene, dai. Sono stato contento quando che dall'alto ho visto tutti i bambini che mi salutavano. Ciao mamma! È una giornata bellissima, questa è la festa di Natale della Polizia di Stato, è una festa in cui noi coinvolgiamo tutti i bambini orfani delle case famiglia del Veneziano per donar loro, grazie al prezioso supporto di una serie di ditte più o meno grosse del territorio, per donar loro una giornata di spensieratezza. Babbo Natale è una persona gentile, quindi porterà a tutti. Cosa insegna Babbo Natale, soprattutto questa giornata che condividete anche con tanti bambini diversi? Insegna che siamo tutti uguali e quindi che non fa differenze una persona, quindi comunque anche noi dovremmo sempre essere insieme, non facendo differenze. Fate i bravi. Ciao a tutti e buon Natale a tutti. Così è dunque questa mattina all'hangar del reparto volo della Polizia di Stato a Tessera. Questo il racconto della nostra Heidi Kaliman con le immagini di Simone Merlo. Noi siamo pronti a rientrare perché abbiamo ancora tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto da tutto il nord-est e poi accoglieremo il sindaco di Mogliano Davide Bortolato anche per fare il punto sui temi della sicurezza lungo l'asse del Terraglio. Un minuto e rientriamo. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo sabato a nord-est. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, rappresentante di Fratelli d'Italia. Tanti i temi anche molto caldi che dobbiamo trattare con il primo cittadino moglianese. Grazie Bortolato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Quindi parleremo sia di Mogliano Veneto, di quello che sta accadendo a Mogliano Veneto, anche sul fronte politico, ma poi insomma, guardiamo anche alla regione, alla giunta che verrà ai primi passi del presidente Stefani. Lei è un esponente autorevole di Fratelli d'Italia, quindi ci darà un po' la sua versione dei fatti, sindaco. Però io partirei da questa indagine sui consumi che è stata fatta dall'osservatorio di Confcommercio per la marca trevigiana. La domanda è: quanto spenderanno i trevigiani per Natale? E adesso lo scopriremo. Emergono dati incoraggianti per il commercio cittadino. La ricerca dell'Unione Provinciale Confcommercio di Treviso, in collaborazione con Format Research e con il sostegno di Banca Prealpi San Biagio, effettuata nel mese di novembre su un campione di 500 cittadini dai 18 anni in su, racconta di persone pronte a spendere anche 300 euro tra enogastronomia, abbigliamento e regali di varia natura, dal digitale al fisico. Acquisteranno sia sul web sia nei negozi fisici, il 70% quasi acquisteranno in entrambe le modalità di acquisto. Nonostante il carovita galoppante, segnali positivi sulla qualità che il consumatore cerca, meno regali in serie e più prodotti legati all'artigianalità di chi li produce, come ad esempio Pandorio Panettoni. Sanno che noi produciamo artigianalmente i panettoni, i Pandoro, e abbiamo una ricerca spasmodica, diciamo, di materie prime, delle migliori materie prime, dalle farine, dai burri. Prodotti ricercati anche dalle aziende per il regalo ai dipendenti, e Bosco vorrebbe premiare i consumatori che guardano alla qualità ed evitano l'online o il centro commerciale, chiamandoli anche in un altro modo. Li definirei ricercatori del gusto, ricercatori del bello, addirittura vorrei così, per un'immagine tipo Indiana Jones del cibo, Indiana Jones del gusto, del bello, ecco. Il regalo gastronomico di alto livello sarà uno dei must di questo Natale, una tendenza in atto già da qualche anno e non solo da parte delle persone più in là con gli anni. Lo notiamo anche nelle giovani coppie, nelle persone che hanno bambini,
quindi nella nuova generazione. Bellissimo vedere la mamma che cerca il prodotto di qualità assoluto e che naturalmente fa tutte le debite domande. Un Natale di scelte e non di rinunce per oltre la metà degli intervistati. I regali restano una spesa necessaria ma piacevole. Un terzo, circa il 32%, li vive invece come un obbligo meno gradito rispetto al passato. Solo il 15% considera i regali inutili, pur sentendosi comunque costretto a farlo. L'abbigliamento resterà il regalo di tendenza. Oltre a scarpe ed accessori, estetica, gusto e stile faranno la differenza, ma il trend è chiaro. Anche una qualità di servizio che non è solo l'esperienza d'acquisto, ma è anche tutto quel contorno di servizi, di consulenze, di post vendita e anche di attenzione di sostenibilità. Così a Treviso, mentre a Padova parte la campagna A Natale compra sotto casa per valorizzare le attività commerciali dei 37 quartieri cittadini. Così dunque nella città del Santo. Riappropriarsi del territorio e delle sue peculiarità, sentirsi cittadini di un quartiere dove nel negozio di vicinato trovi un amico. A Natale compra sotto casa nel tuo quartiere è la campagna lanciata a Padova da associazioni di categorie e comune con il sostegno di Venice Promex e Camera di Commercio. Perché queste attività economiche possono avere un orizzonte lungo davanti a sé, è importante ricordarsi di fare acquisti nei negozi che abbiamo sotto casa e per questo con la Camera di Commercio, con Venice Promex abbiamo lanciato questa campagna di sensibilizzazione che è targetizzata su tutti i rioni, 37 ne abbiamo identificati della città, proprio per stimolare il senso di appartenenza e ricordare sotto Natale di comprare sotto casa. Sono circa 3.000 i negozi di vicinato in città, negozi che stanno soffrendo, ricordano i rappresentanti delle categorie. Cercando di fare questo tipo di appello vogliamo che la gente soprattutto dia una mano a questi negozianti che sono là, che stanno soffrendo e che sperano che il Natale gli porti soddisfazione. Come abbiamo detto, il Natale è quello che ti fa il 30% del bilancio, se questi non fanno neanche questo non oso pensare cosa possa succedere. Riscoprite appunto il senso di appartenenza dei vostri negozianti sotto casa che vendono merci di qualità, sono ambasciatori appunto dei prodotti e della ristorazione, sono dei consulenti, sono anche dei confessori, perché se si ha dei problemi si va a parlare con il proprio commerciante, si vanno ad acquistare delle merci che non sono replicabili. Una campagna che si sviluppa via social attraverso le pagine Padova Compra Sotto Casa con i commercianti che ci hanno messo la faccia nell'attesa che chi viva nei quartieri entri in negozi che spesso hanno fatto la storia di un angolo della città. I primi ambasciatori per l'appunto di questo nuovo messaggio dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo favorire questi processi e sapere che se voglio qualcosa di originale, di particolare e che posso trovare solo in un posto, ecco io mi devo rivolgere a negozi come questi, negozi di vicinato, di prossimità. Sindaco Bortolato, partiamo da qui, poi insomma entreremo nel vivo di altre questioni, ma è cruciale per le comunità, per i territori, il periodo natalizio sul fronte del commercio, sul fronte anche dello spirito di comunità. Che Natale sarà a Mogliano? Intanto vi mostro le immagini dell'accensione dell'albero in piazza, una piazza nuova, ristrutturata, insomma che Natale sarà a Mogliano, Sindaco? Beh, quest'anno abbiamo fatto uno sforzo maggiore rispetto agli altri anni proprio perché avevamo il centro storico riqualificato e quindi abbiamo addobbato la nostra piazza con un albero di 16 metri, con una pista del ghiaccio che è la più grande della provincia di Treviso e soprattutto con tanti eventi da qui fino all'Epifania organizzati insieme alle tante associazioni ma soprattutto l'associazione dei commercianti. Lunedì 8 ci sarà il grande mercatino dell'antiquariato e poi il weekend successivo una grande festa dedicata ai dolci del Natale, ma tanti concerti, tante iniziative per tutti i gusti. L'obiettivo è quello di attirare anche persone non solo di Mogliano ma da tutta la provincia per anche aiutare i commercianti, insomma, e rendere viva la città e portare quel senso di comunità di cui parlavano anche i colleghi del servizio. Quindi l'umore, lei dice, è buono?
Sì, l'umore è buono, c'è voglia anche di serenità, c'è voglia di rallentare un po', insomma il Natale è sempre un momento di gioia per tutti e di serenità, quindi è importante che le amministrazioni favoriscano questi momenti. E le famiglie moglianesi come stanno? Perché poi il discorso è sempre quello, no? Glielo chiedo perché in queste settimane poi il tema è ciclico, il disagio delle famiglie, a volte questo disagio sconfina in situazioni difficili, a volte anche drammatiche. Da questo punto di vista? Il caro vita incalza e lo sappiamo bene come amministratori che ci vediamo, ahimè, coinvolti magari nel rincarare anche le bollette, mi riferisco a quella dei rifiuti o dell'acqua, per rimanere dentro con i costi, con i budget. Le famiglie, lo sforzo sempre che facciamo è quello di non lasciare nessuno indietro, ma ahimè i problemi in tante famiglie ci sono e il Natale è uno di quei momenti in cui insomma forse bisogna fare tutti quanti un esame di coscienza e come amministratori cercare di arrivare lì dove a volte non si fa fatica ad arrivare. Comunque ecco, noi ce la mettiamo tutta e speriamo insomma. È il momento in cui emergono anche le difficoltà. Assolutamente, dove si fanno delle analisi, stiamo addirittura pensando anche a qualche forma di donazione, di regalo, insomma è un bel momento. Ho avuto anche qualche imprenditore che è venuto a dirmi: sindaco, per Natale voglio fare una donazione, dimmi tu a quale associazione, a quale realtà posso riferirmi. Insomma è un momento che tocca i cuori e quindi è un momento importante. Quindi lei avverte anche questo, c'è spirito di solidarietà, resta questo spirito di solidarietà / di comunità? Sì, resta assolutamente. Allora Sindaco, la porto adesso a Jesolo perché raccontiamo queste festività ormai alle porte. Jesolo che è già sold out per il ponte dell'Immacolata. Abbiamo circa una 60ina di alberghi aperti in questo momento. Io penso che raggiungano dei tassi di occupazione di quasi tutto esaurito, cosa che sembra molto strana in questo periodo. Alberghi pieni a Jesolo nel mese di dicembre fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impossibile. Sulla costa una volta al massimo si parlava e si mirava al cosiddetto allungamento della stagione estiva. Oggi invece si parla apertamente di nuova stagione ed è qualcosa che è stato reso possibile soprattutto attraverso l'organizzazione e la promozione di grandi eventi. Possiamo dire che dicembre inizia alla grande con i mondiali di karate giovanile e quindi con un tasso di occupazione importante, perché circa 4.000 atleti con tutto l'indotto e quindi con familiari, mamme, genitori in genere che li seguono. Jesolo non è da sola, eventi in grado di suscitare interesse ed esercitare un richiamo turistico prima sconosciuto in questa parte dell'anno avvengono anche in altre località del litorale. Un'operazione nella quale, secondo Contarini, occorre fare squadra anche con gli enti pubblici. Si accresce quello che è l'appeal di Jesolo, che sappiamo già essere forte, ma che necessita di continuare ad essere forte e a crescere. Abbiamo visto che con l'apertura dei servizi sanitari sulla spiaggia viene gradita in maniera maggiore la passeggiata sulla spiaggia e questo ci dimostra che sono proprio i servizi a fare grande la località stessa. Chiudiamo la pagina dedicata al Natale, ai consumi tra luci e ombre e concentriamoci con il sindaco di Mogliano sui temi della sicurezza, perché sono temi che ci stanno particolarmente a cuore, sono temi che ci impongono una riflessione. Insomma, la cronaca la conoscete, anche oggi nella prima parte di questa edizione dei nostri telegiornali abbiamo parlato della scia di furti, di rapine che riguarda l'intero nord-est, la Marca trevigiana in particolare. Spesso raccontiamo di episodi gravi anche lungo l'asse del Terraglio da Treviso a Mestre. Mogliano è una città importante e Mogliano
poco meno di un mese fa è rimasta sconvolta da una sparatoria, la ricorderete, una sparatoria gravissima, solo per poco non c'è scappato il morto, possiamo dirlo sostanzialmente, sindaco, un fatto che aveva sconvolto la comunità e aveva posto anche pesanti interrogativi. C'era stata una mobilitazione anche sua, un coinvolgimento della prefettura. Un mese dopo questi fatti, ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia, queste le immagini che ci riportano un mese fa. Dopo un mese cos'è cambiato, cosa ci può dire? Sì, purtroppo quel fatto ha abbassato in città la percezione di sicurezza, un fatto che resta isolato, nel senso che ci sono trovati lì e poi è sfociata in rissa la cosa e fortunatamente non è scappato il morto. C'è stato subito l'intervento del prefetto con un comitato di sicurezza e ordine pubblico e subito sono scattate le misure aggiuntive di sicurezza con interventi da parte dei carabinieri, della Polizia di Stato e anche della Guardia di Finanza. Insomma, è stato un mese dove abbiamo visto forte la presenza delle forze dell'ordine. Quindi i controlli sono stati potenziati dopo questo fatto? Assolutamente. In particolare? Mogliano ha una fortuna dal punto di vista logistico, ha una stazione ferroviaria che è una delle più utilizzate in Veneto, ha 3 uscite autostradali perché a Mogliano la A27 si incrocia con la 4. Questa è una fortuna per i moglianesi, ma è una fortuna anche per chi vuole commettere reati. Ecco, in quell'incontro con il prefetto ci ha anche rincuorato con dati importanti su Mogliano Veneto e i reati rispetto all'anno scorso sono in calo, il numero è del 4% e del 5,5% rispetto al 2019. Lei parla di reati predatori o predatori in generale. Per quanto riguarda i furti in abitazione, dove se ne parlava prima, no, c'è questo aumento un po' diffuso anche in tutta la Marca trevigiana del dato, e in qualche comune e fortunatamente anche a Mogliano il dato è in calo. Rispetto all'anno scorso addirittura abbiamo un 22% in meno e rispetto al 2019 un 36% in meno. Parlo di furti in abitazione. Però poi, ma questo è un ragionamento aperto, se si dice questo tra i cittadini si mugugna. È difficile pensare a una diminuzione di fronte ad un racconto continuo di episodi. Sì, poi, cioè, è il solito dilemma tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Sì. Bisogna lavorare, investire. Ecco. Purtroppo certi accadimenti come questo della sparatoria o qualcosa che era successo quest'estate con un accoltellamento, insomma, sono eventi che abbassano purtroppo la sicurezza percepita. Quello che diciamo noi, i dati sono rincuoranti, abbiamo e stiamo investendo moltissimo in sicurezza, in videosorveglianza da quando sono sindaco, cioè da 6 anni e mezzo abbiamo investito tantissimo e continueremo a investire. Adesso abbiamo anche questo nuovo servizio della sicurezza, della vigilanza privata, e poi stiamo investendo tanto anche per la nostra stazione dei Carabinieri, vorrei ricordarlo, abbiamo speso circa 350.000 euro per la messa in sicurezza sismica e per creare un alloggio per il comandante, per avere un comandante fisso in caserma pronto ad intervenire. Abbiamo 22 uomini dei carabinieri dell'Arma che coprono il territorio di Mogliano e Preganziola. Quindi come comune siete intervenuti a supporto della locale caserma dei carabinieri che serve poi tutto l'asse del Terraglio. Sì, e poi stiamo lavorando molto con la nostra polizia locale. Quest'anno abbiamo incrementato i nostri agenti di 2 unità. Lo ricordo, il corpo è intercomunale, Terraglio Sile copre i comuni di Mogliano, Preganziole e Casier. Anche lì serve incrementare l'organico, ahimè abbiamo poche risorse, limiti e non è semplice, non è facile. L'obiettivo è quello di assicurare un terzo turno continuativo. Ahimè ora possiamo avere una pattuglia fino all'1 di notte solamente ogni 10 giorni, quindi è un po' poco. L'obiettivo
l'obiettivo sarebbe quello appunto di avere un servizio, una pattuglia fissa anche la sera. Ecco, quello che lei dice, Sindaco, è particolarmente significativo, perché poi parlando con tanti altri suoi colleghi, il copione è simile inevitabilmente, no? Tanti sindaci si stanno adoperando per istituire i controlli serali, ma poi questi controlli serali non possono che essere spot. Quindi una volta ogni settimana, una volta ogni 2 settimane, e quindi rischiano di essere anche poco incisivi. Se la sente di lanciare un appello al governo? Servirebbero maggiori trasferimenti statali? Siamo sempre al nodo delle risorse, al principio della coperta sempre troppo corta. Sì, sicuramente vanno riservate più risorse, più contributi per quanto riguarda la sicurezza. È un tema molto sentito dai cittadini, e i comuni arrivano fin là, perché se c'è il caro vita per le famiglie c'è anche per i comuni. Purtroppo per garantire i tanti servizi che abbiamo e per pagare le bollette dei comuni anche noi stiamo facendo sforzi importanti, quindi aggiungere dei servizi extra, aggiungere del personale costa, e a volte non si riesce proprio a far quadrare i bilanci su questo. E le tariffe il prossimo anno a Mogliano come saranno? Le tariffe allora porteremo il bilancio confezionato, adesso lo dobbiamo far vedere al Consiglio Comunale, non andiamo a toccare le tariffe per il momento. In futuro però non escludo che dovremo farlo, perché abbiamo in scadenza ad esempio il servizio di rifezione scolastica, e ci stanno dicendo che i costi sono praticamente raddoppiati rispetto a 3 anni fa. Ha visto il dibattito che si è sviluppato a Treviso, no? Calzugana ha annunciato una stagione di rincari, lo stesso sindaco Mario Conte ha parlato di aumenti inevitabili, ma si è comunque sviluppato un dibattito molto ampio che esce anche dalla logica maggioranza e opposizione, no? Molti negozianti sono esasperati, è sempre un tema molto caldo questo. Assolutamente, far quadrare i conti per le famiglie è sempre più difficile, e anche per i comuni, e credetemi, come amministratori non si fanno mai questi aumenti a cuor leggero, però a un certo punto è nostro dovere, insomma, non mandare in bancarotta l'ente o il Consiglio di bacino, perché ad esempio sulla tariffa rifiuti o sulla tariffa dell'acqua lì si interviene a livello di bacino di sindaci. Ci sono. E lì i rincari ci sono, addirittura anche nel consorzio di bonifica si parla di qualche rincaro, perché anche lì i conti purtroppo fanno fatica a quadrare. E Sindaco, tornando per un attimo sul tema della sicurezza, il comune di Mogliano, unico mi pare nella Marca trevigiana, tra i pochi in Veneto, forse l'unico in Veneto, ha attivato una convenzione, lei prima ha fatto riferimento esplicito, con una società di vigilanza privata. Sì. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, abbiamo attivato questo servizio, è una cosa in più che assolutamente comunque serve, soprattutto per questa questione della sicurezza percepita. È una pattuglia che dalle 7 di sera fino alle 7 di mattina gira per la nostra città a controllare i siti più sensibili, in primis quelle che sono le nostre proprietà, quello che è il patrimonio comunale, e poi può, insomma, sapete che la vigilanza privata non può agire in prima persona, però sono occhi sul territorio che possono attivare le forze dell'ordine. Un altro sistema che sta andando avanti, che è sempre più utilizzato, è quello del controllo di vicinato, e anche faccio un appello un po' ai cittadini, non solo di Mogliano ma lì dove è attivato. È un sistema che funziona, insomma, tanti occhi sul territorio, fare una sicurezza, diciamo, partecipata è un bel sistema per sistemare e aumentare la qualità della vita. Allora, Sindaco, la interrompo solo 30 secondi, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo sui temi caldi della politica. A fra poco. Di nuovo in diretta con Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, esponente di Fratelli d'Italia. Apriamo insieme, sindaco, la pagina politica. Abbiamo parlato di sicurezza, di consumi, di bilanci sempre più
risicati sia per le famiglie che per gli enti locali. Adesso apriamo la pagina della politica e partiamo dalla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia, dalla convalida della Corte d'Appello di Venezia, che ha proclamato ieri Alberto Stefani presidente della Regione del Veneto. Adesso c'è il suggello dell'ufficialità. Da statuto ora ha tempo 9 giorni, 10 da ieri, per nominare i componenti della Giunta regionale. Contestualmente sono stati proclamati 51 eletti in Consiglio regionale, tra cui Stefani stesso. Anche in questo caso la prima convocazione del Parlamentino Veneto deve avvenire entro il 10° giorno dalla proclamazione. Sembra che una data vi sia già e sia quella del 16 dicembre. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica. Si chiude così l'era di Luca Zaia. La prima seduta del Consiglio regionale sarà presieduta in via provvisoria fino all'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea legislativa dal consigliere più anziano, che è il trevigiano Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri segretari più giovani Jacopo Maltauro ed Enrico Pressi. Quindi è finita ufficialmente, lo possiamo dire, l'era di Luca Zaia. La notizia, più che l'avvio per certi versi della nuova stagione di Alberto Stefani, è che è finita l'era di Luca Zaia. Lei come valuta questo passaggio? Sindaco Bortolato, da esponente di Fratelli d'Italia, le piacciono le prime mosse di Stefani? Sì, Stefani sarà un bravissimo presidente della regione. E sarà una nuova era, perché dopo 15 anni di un presidente di Zaia che ha fatto benissimo e ha fatto del Veneto quello che è, c'è un cambio importante, con un presidente giovane, preparato, con una squadra a supporto molto valida, con consiglieri regionali preparati sicuramente, molti anche amministratori, ex amministratori comunali, e un centrodestra unito. Tante sono le cose sul tavolo, le cose da fare, e sicuramente insomma vedremo una bella giunta, questo sono certo. E saranno davvero rispettati i patti preelettorali, quelli tra Fratelli d'Italia e Lega? Più volte lo stesso Stefani ha detto pacta sunt servanda, lo ha ripetuto anche Matteo Salvini il giorno dell'incoronazione al Crown Plaza di Limena. Sarà davvero così? Perché sappiamo che in politica le cose cambiano anche in fretta. In politica tutto può succedere, ma insomma, i patti sono sicuro saranno mantenuti e rispettati, ecco. Quindi avremo sicuramente una bella squadra di governo, e ripeto, tante sono le cose da fare e anche annunciate in campagna elettorale. Anche noi amministrazioni comunali stiamo aspettando alcune modifiche di alcune normative anche che riguardano il territorio. Quindi ci sarà lealtà, secondo lei, tra alleati? Assolutamente. Le chiedo questo, la sto prendendo larga, non so se si è capito, per arrivare ai fatti di Mogliano Veneto. Qui possiamo vedere, grazie Alessandro, possiamo vedere l'articolo di oggi del Gazzettino. La Lega che sfida apertamente Fratelli d'Italia e dice: noi siamo i più votati, vogliamo spazio. Una nota diffusa ieri dal segretario locale di Mogliano della Lega che praticamente rivendica, se ho ben inteso la nota, un rimpasto di giunta e poi un secondo assessore. Insomma, la Lega, forte del risultato elettorale delle regionali, fa la voce grossa e apre di fatto un fronte a Mogliano per il momento, però insomma, che potrebbe allargarsi anche ad altre città, mutatis mutandi. Sì, è tempismo sbagliatissimo da parte del segretario della Lega Moglianese, in questo momento delicato dove si sta formando la giunta futura per la nostra regione, che governerà per i prossimi 5 anni. Fare uscite del genere sicuramente non aiutano. Io ho sempre parlato, sono sempre stato molto trasparente con gli alleati, abbiamo dei tavoli di maggioranza che facciamo spesso. Fare queste uscite pubbliche sicuramente non aiuta né la situazione a livello
livello regionale e neanche la situazione sicuramente a Mogliano. Tempismo sbagliato, quindi, e anche modalità sbagliata. Ecco. Ma lei a questo punto che cosa farà? Perché è un segretario di un partito che la sostiene e che esprime anche il suo vice sindaco Leonardo Muraro, quindi lei a questo punto, insomma, come si comporta nella quotidianità? Perché nulla è più come prima. Certo, intanto dico che è sbagliato, è fuori luogo rivalutare in base alle elezioni regionali quello che è l'amministrazione comunale, che è uscita da elezioni comunali 1 anno e mezzo fa. Adesso allora cosa facciamo? Mettiamo in discussione tutte le giunte guidate da un sindaco di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso o del Veneto, cioè non sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Ma come si spiega allora questa mossa? Le do qualche suggerimento, poi mi dica lei. Sappiamo che in molti stanno facendo il suo nome per diventare presidente della provincia nel dopo Marcon. Seconda suggestione, mi viene in mente, lei è stato esponente anche della Lega, poi sappiamo che se n'era andato dalla Lega anche sbattendo un po' la porta al termine del suo primo mandato, poi lei si è ricandidato da civico, di centrodestra ma a civico, e poi nella prima parte di quest'anno è passato in Fratelli d'Italia. Probabilmente ci sono motivi politici, personali? Sì. Sicuramente è una mossa per mettermi in difficoltà, però in difficoltà non mi mette, nel senso che siamo stati eletti, sono stato eletto 1 anno e mezzo fa con una maggioranza schiacciante, insomma vicina al 60%, e abbiamo un programma, siamo impegnati a portarlo avanti, stiamo facendo per i moglianesi tante cose, insomma, e ce lo riconoscono anche sui temi trattati direttamente dalla Lega, quindi sulla sicurezza, sulla viabilità, con il vice sindaco c'è un buonissimo rapporto, quindi questa uscita la leggo come un mettermi in difficoltà, insomma. Lo ha sentito Muraro? Sì, l'ho sentito, fatalità è un po' anche caduto dal pero perché non sapeva di questa uscita, di questo comunicato, insomma, sapeva che si voleva fare un'uscita sui risultati ma non certo su un rimpasto di giunta, e sono rimpasti, sono cose che si trattano all'interno della maggioranza, non si trattano pubblicamente, perché c'è anche una certa correttezza politica che va mantenuta assolutamente. Quindi adesso si apre che cosa? Una crisi, una verifica? Non si apre una verifica, nel senso che adesso vorrei capire se la Lega vuole rimanere in questa maggioranza o meno. La Lega ha 2 consiglieri, si potrebbe per assurdo governare anche senza la Lega, ma è quello che io non voglio assolutamente. A me piace un centrodestra unito, siamo stati eletti con quel programma come centrodestra unito, è assolutamente per me una priorità. Che lei dica questo ha un peso specifico, mi ricorda in posizione speculare il sindaco di Treviso Mario Conte, leghista, che potrebbe governare senza Fratelli d'Italia, paradossalmente. Lei è nelle stesse condizioni inverse di Mario Conte, lei sindaco di Fratelli d'Italia meloniano che potrebbe governare senza Lega. Che ho orecchie per intendere intenda? Certo, però non è l'obiettivo e non è quello che voglio. Ho governato per 5 anni, il mandato precedente con un centrodestra unito dove c'era la Lega, dove c'era Fratelli d'Italia, e possiamo fare benissimo anche questi 5 anni in questo modo. Insomma, ripeto, i cittadini ci hanno dato un mandato e dobbiamo portarlo avanti. Da chiarire se questa uscita estemporanea su questo comunicato è partito solo da Mogliano o se anche il provinciale ha dato degli input, e questo insomma lo chiederà il mio segretario provinciale e al segretario provinciale della Lega. Questo è molto interessante, no, da capire, perché se fosse una cosa strutturata e concordata con la segreteria provinciale, con quella regionale, si aprirebbe un fronte per decine di comuni. Pericolosissimo, e si aprirebbe un fronte politico, insomma, mica da ridere. Certo. E ripeto, assurdo, perché le elezioni regionali sono elezioni regionali, le elezioni amministrative sono amministrative, le elezioni europee sono europee. Addirittura 1 anno e mezzo fa, nello stesso giorno, si è votato per le comunali e per le europee, e anche i dati per molti partiti erano molto diversi. La Lega non ha fatto lo stesso risultato, stessa giornata, 2 urne diverse, stesso seggio, ha fatto 2 risultati diversi, comunali e europee.
Sindaco, la ringrazio per la chiarezza, la ringrazio per tutte le riflessioni che abbiamo fatto, buon lavoro. Grazie. E ci avviamo a conclusione. Allora ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Noi ritorniamo alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, subito dopo la sigla c'è chiaramente il meteo, alle 13:44 Agricoltura con Lucio Zanato e alle 16:10 il film Jack Hunter and the Star of Even, un film statunitense del 2009, quindi buon proseguimento su Antenna 3.